Beh, all'inizio della mia carriera, tieni presente che io ho iniziato che ero al liceo scientifico e organizzai la festa di liceo di fine anno, no? Si organizza sempre, una volta gli americani fanno il ballo, no? Noi facevamo il concerto per poter, diciamo, avere un momento di aggregazione e scegliemmo fra le varie orchestre da ballo che si diciamo, contendevano diciamo, con le serate e via di seguito, un gruppo inglese che si chiamò, che si chiamava Genesis. Questo per dirti che allora arrivarono con un pulmino Volkswagen da 9 posti, il carrello dietro per gli strumenti e quello erano i Genesis. L'anno dopo fecero un disco che era Sailors and Pound, che è ancora diciamo, un punto di riferimento nella musica mondiale. Quindi per dirti come la musica riesce a portarti, capito, ovviamente, cioè la musica è un linguaggio universale, è l'unico vero linguaggio universale che ti riesce a portare oltre qualsiasi barriera, oltre qualsiasi confine, a dialogare con tutti, insomma, questa è la verità. Bella domanda. Il Veneto è un territorio che ha dato una realtà di pubblico molto interessante. Vedi Padova con una realtà come il Geos, che è riuscito in pochi anni a creare una realtà vera e forse tra le più interessanti in Italia, secondo soltanto a Milano e a Roma come concetto. E ha superato una città come Napoli e Firenze, per dire a livello proprio di ticketing. Sono riusciti a portare ovviamente sia a Jesolo, a Lignano, a Udine, manifestazioni internazionali importanti, artisti importanti. E quindi vuol dire che c'è una grande sensibilità da parte del Veneto a creare tutto questo. Il fatto che invece non ci sia un artista veneto che esca è perché è stato legato inizialmente a quello che è un po' turistico, l'orchestra veneziana dei solisti veneti, che ha dato ovviamente una, come posso dire, una strada, un filone un po' più folcloristico di tutta la situazione. E poi effettivamente tutto quello che viene dalla montagna, diciamo, tende a essere sempre, diciamo così, arroccato e quindi non dato in pasto, non venduto, diciamo, al mercato. E questo chiaramente comporta una difficoltà ovviamente di identificazione, però non dimenticate che sia il Friuli sia il Veneto hanno ad esempio delle orchestre sinfoniche di grande talento e grande diciamo, riconoscimento artistico in giro per l'Italia, per cui hanno portato e vengono utilizzate dai grandi maestri, dai grandi direttori. Ci sono molte scuole di canto, di musica, per cui questo crea un'educazione anche diciamo, nella base, nel pubblico, molto importante per poter sviluppare. È chiaro che poi anche il Veneto è diviso tra, diciamo, riviera, tra montagna e ad esempio anche qui ci sono DJ, e ci sono DJ veneti che comunque hanno fatto nell'ambito proprio internazionale, diciamo, dei risultati ottimi. Quindi non è vero che non ci siano, diciamo, talenti nel Veneto. Nel Veneto ci sono talenti e non si identificano col territorio perché comunque vanno oltre il territorio, questo è il concetto. E secondo me questo è anche una forza vera del territorio, cioè quella di poter produrre e poter confrontarsi con il mondo senza barriere, perché richiudendosi il rischio è quello di creare un'immagine tipicamente folcloristica che non ha senso in realtà, insomma. Beh, l'attitudine principale è l'amore
per la musica, l'amore per lo spettacolo, l'amore per la cultura in generale come ogni forma di espressione. E se tu non fai questo mestiere con amore, diventa un lavoro pesante, più pesante del muratore, perché non hai orari, non hai barriere, non hai limiti, devi andare sempre oltre e soprattutto la tua creatività viene sempre messa a dura prova, perché chiaramente la tua creatività con la creatività ovviamente dell'artista deve essere sempre in sintonia, quindi devi sapere leggere della creatività degli altri, svilupparla e renderla ovviamente commerciale, perché poi in fondo è un'industria vera e propria, quindi produce posti di lavoro, produce diciamo budget, produce utili. E quindi occorre tutto questo farlo rientrare in un momento, diciamo, socialmente in evoluzione, perché non dimentichiamoci che la musica in Italia è stata per anni, un po' dai Festival dell'Unità, dai vari festival, eccetera, pretesa gratuitamente e consumata gratuitamente. E questo ha creato oggi ovviamente una differenza della vera e propria diciamo così, situazione, tant'è vero che è in evoluzione completa e quindi anche tutto quello che può essere considerato un piano marketing legato a un artista o legato a un progetto, legato anche a un progetto culturale, legato a un progetto musicale, è totalmente, diciamo, da 10 anni a questa parte completamente cambiato e cambierà ancora, perché ovviamente tutto quello che è, diciamo, la velocità della nostra rete ovviamente comporta una strategia sempre nuova. C'era un artista che si chiama Miles Davis, non so se i giovani lo conoscono, ma è sicuramente una colonna della musica mondiale, e Miles Davis disse: la musica è musica, non importa che sia, la musica può essere soltanto bella o brutta, ma è musica, per cui il genere non esiste e non è mai esistito. Questa è la verità e tuttora oggigiorno più che mai i nuovi, diciamo, giovani lo dimostrano. Progetti futuri per quanto riguarda questo dopo pandemia, per quanto riguarda in generale e in particolare il territorio appunto triveneto, è la costruzione qui proprio a Treviso, assieme a Giancarlo Dell'Omo, alla grande creatività di Giancarlo Dell'Omo e a tutto il team di Divenire Italia, di una struttura Mood Live che si occuperà di produzioni musicali teatrali. Uno dei primi progetti è assieme all'orchestra veneta appunto del maestro Diego Basso con Giodi Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone di diciamo una carrellata della buona musica, di quelle canzoni per sempre che vanno dalla dolce vita a Notre Dame de Paris. E su questo devo dire che è un ritorno veramente alla qualità e a cercare di dare un momento di cultura a tutto, diciamo così, il comparto.